da Chioggia. Oggi il Gusto Polesine si sposta un pochino più a nord. Siamo appunto all'istituto ENAIP e scopriamo questa scuola che sta sfornando decine di operatori nel settore ristorazione e nel settore turistico. Quante professionalità state creando in questo momento con questa scuola? Indubbiamente tutto quello che è l'ambito della ristorazione, dell'enogastronomia, qui in modo particolare a Chioggia, è molto sentita perché poi è un connubio perfetto da ciò che sono i prodotti sia di mare che di terra che si legano poi con il turismo. Ecco, quindi noi siamo presenti, molto legati al territorio e stiamo, tra virgolette usando un termine, sfornando quelli che sono i cuochi e gli operatori sala e maître, della futura attività di Chioggia. In che percentuale poi dopo mantengono la professione? Cioè, una volta uscite dalla vostra scuola, in quanti poi continuano a lavorare nel settore? La percentuale è molto alta, noi parliamo sempre del 75 all'85%. Il problema oscilla poi, il problema più grosso è anche il post-Covid, nel senso che il settore dove è stato un po' più colpito è stato anche la ristorazione e anche molti ragazzi poi stanno cercando un po' di difendere quelli che sono i weekend, le serate, cosa che invece il mondo della ristorazione chiaramente non può permettersi di lasciare libero, perché anche qui il business, a parte i periodi stagionali, è concentrato proprio nel weekend, ecco, dove attrae non soltanto turisti, poi adesso abbiamo anche gli sbarchi delle navi da crociera e riempiono le strade di Chioggia e tutti i ristoranti che sono di alta qualità. I requisiti per entrare in questa scuola e quanto dura? Allora, la nostra scuola di professione chiaramente è la scuola secondaria, di secondo grado, quindi sono i 3 anni, si ottiene una qualifica e poi c'è un quarto anno che è un diploma tecnico professionale. Il diploma tecnico professionale 4 anni che apre le strade anche alla possibilità di un corso di specializzazione e poi dell'ITS, che è la continuazione logica di questo ramo di formazione professionale. Il diploma tecnico che noi diamo dopo i 4 anni, che è in un sistema duale, cioè di alternanza tra momenti formativi a scuola e momenti di esperienza in azienda, nella misura proprio del 50% al 50%. Il diploma nostro a livello europeo è un EQF4 che è equiparato a qualsiasi altro diploma, anche quinquennale. Quindi apre anche, volendo, la strada all'università? Allora, per quanto riguarda in Italia, no, c'è bisogno di un passaggio in quinta e poi per accedere una passerella nella scuola statale per accedere al quinto anno. Nelle altre regioni, cioè in altre nazioni, è possibile invece addirittura entrare direttamente nell'università, tanto che a livello europeo la scuola secondaria è di 4 anni.